Buonasera, siete pronti per una nuova puntata The Best Sandwich, sempre da Palagrume Pordenone, il ritorno al territorio. Questa è la quarta eliminatoria, il tema di questa sera è la ricotta affumicata. Ne vedremo delle belle, ma anche naturalmente vedremo dei buoni panini sicuramente. Li assaggeranno e quindi poi ci sapranno dire come sono i nostri tre giudici, partendo dalla nostra presidentissima Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. Un super applauso va a Linda Del Ben, che si occupa di marketing alla Del Ben Formaggi e Latteria di Aviano ed è l'assaggiatrice ormai migliore del Triveneto nel 2019, terza in Italia. Non so se hai ottenuto altri riconoscimenti nel frattempo. Per i formaggi sì, proprio questo weekend. Proprio su un formaggio che abbiamo affumicato, quindi mi sento sul pezzo. Complimenti, l'applauso ci sta allora alla grande, a Linda. E l'applauso non può mancare per il nostro Gabriele Ballan che ritorna. Buonasera a tutti. Sono andato a scoprire un po' di novità in giro per l'Europa il weekend scorso, di conseguenza è per questo che sono mancato e sono tornato carico di nuovi fermenti, idee e quant'altro. Allora siamo pronti per andare a vedere come si sono preparati i nostri tre concorrenti nel coaching e poi ritorneremo qui per vederli all'opera. Buongiorno, benvenuti e bentornati alla quinta edizione di The Best Sandwich. È un piacere vedervi qui. Una curiosità, perché siete venuti e tornati a The Best Sandwich? Vogliamo saperlo da voi. Non siete qua semplicemente per fare un panino, siete qua per creare e diventare magari il leader per la vostra fetta di mercato che vi compete, ed è un concetto che mi piace molto perché i locali adesso hanno bisogno di leader che imparino a gestire a 360 gradi la loro attività. Tra qualche minuto scendiamo, inizia la trasmissione, è una trasmissione dinamica. Voi avrete 10 minuti di tempo per preparare il panino, parlate tranquillamente, spiegate cosa state facendo e ricordatevi che questa trasmissione è per voi e per il vostro locale, un grandissimo momento di visibilità. Il primo concorrente l'abbiamo già visto, Annalisa, nelle scorse edizioni. È un concorrente che conosciamo, che abbiamo già avuto modo di apprezzare e vediamo oggi come se la caverà con la ricotta affumicata. Vediamolo nella presentazione e poi arriverà in cucina. Buonasera, sono Stefanuto Simone, sono insieme a mia moglie, gestiamo l'Osteria al Castello di Monreale Valcellina e siamo una degustazione di prodotti tipici del territorio. Andiamo da tutti i prodotti della pittina, il girelli di manzo, la trota salmonata affumicata, tutto di nostra produzione. Siamo produttori di formai dal CIT, che è un prodotto tipico della Val Tramontina. Ripeto, usiamo sempre prodotti a chilometro zero con il panificio di Pofabro e formaggi di latterie del territorio comunque, ecco. E niente, sono qua per sperare di vincere questa edizione e in bocca al lupo a tutti. Allora partiamo con il primo concorrente che è Simone Stefanuto al Castello. Vieni Simone. Buonasera. Benvenuto, Buonasera. bentornato. Buonasera, anzi, buonasera. Bentornato. Allora, il tuo panino si chiama Da Monreale a Monreale, corretto? Sì, perché siamo partiti con i prodotti nostri passando per il guanciale e andando a finire siamo dappertutto, all'arancia, perciò abbiamo fatto il giro dell'Italia. Partiamo allora con la preparazione, sai che hai 10 minuti di tempo e tu hai scelto che tipo di pane intanto? Allora, questo è un pane del panificio di Pofabro, sono dei rigati, è un pane comunque all'interno presenta una pasta insomma bella soffice finale, sì. Quindi lo metti subito al forno, lo subito al forno, sì. Quindi è un pane, diciamo, al latte tradizionale? Un pane... No, non è al latte. Non è un pane al latte. Ok, quindi altri ingredienti sono sì, burro? Il burro sono il burro, la ricotta affumicata che è l'ingrediente
Principale. Metto la salvia e il guanciale e l'arancio. Bene, Questi vai. sono i nostri prodotti. La ricotta non è un formaggio perché non deriva dal latte ma deriva dal siero. Il siero è un sottoprodotto che otteniamo nel momento in cui andiamo a togliere il caglio con cui si fa il formaggio e da qui il nome ricotta. In questo siero viene riscaldato e viene estratta appunto la ricotta, che è un prodotto cosiddetto magro. Allora, dopo questa precisazione sulla ricotta, andiamo alla preparazione. Burro. Burro, da una parte metto solo il burro e dall'altra invece vado Ad aggiungere la salvia. la salvia, solo per fare un po' più croccante e basta. Io dico tanto burro, ma perché io non utilizzo burro in casa? Beh, ma sai, tieni conto anche che si tratta di 4 panini. Sì. Lui probabilmente ha messo il burro per un motivo tecnico, poi magari ce lo Il spiegherà. burro andrò dopo ad adagiarlo solo sulle 2 parti del pane all'interno. Ok. Sì. E non dobbiamo demonizzarlo però questo burro, perché è pur sempre un ottimo prodotto, è un ottimo condimento e oltretutto utilizzato in purezza siamo lì con le calorie e con l'olio. Sì, quindi certo, sì. certo. Allora, Simone, Pronti raccontaci qua. un po' quello che stai facendo. Niente, adesso abbiamo portato il burro a fondere. Sì. Teniamo la Hai salvia aggiunto ancora. la salvia Sì. in una Sì. pentola. Adesso andiamo a prendere il pane. Che è riscaldato per qualche minuto. Sì. E siamo già arrivati tra una cosa e l'altra a 5 minuti e 46. Tu Simone, che nel tuo locale utilizzi tanti prodotti del territorio, Sì. utilizzi anche la ricotta affumicata? Diciamo che no. Non tanto. Non tanto, non utilizzo tanto ricotta affumicata perché comunque è un prodotto bello, cioè, particolare, ha un gusto suo importante e siccome che già tanti prodotti dei miei sono affumicati, con la ricotta affumicata vado solo che a esaltare ancora di più questo fumo. Cosa ne pensi, Gabriele? Ma io penso che la ricotta sia un prodotto straordinario. A volte è anche, purtroppo, anche sottovalutato come prodotto perché realmente dà una personalità al piatto in maniera non indifferente, perché spicca come sapore, per cui mi piace particolarmente e mi piace anche vedere come spalma il burro sul pane caldo e burro, assolutamente, cose semplici, no? Vero, Ci sta venendo Sì. fame. Ci sta venendo fame, Sì, profumo. vediamo Tra se poco è riusciamo pronto il a dare un panino. po' di... Partita la È salivazione. partita la salivazione. Tu l'hai provato questo panino? Sì, lo provo, sì. Hai fatto più modifiche o al primo colpo è andata bene? No, insomma, non è stata facile. Abbiamo provato più di qualche volta con vari prodotti, con gli abbinamenti giusti. Ripeto, la ricotta è un prodotto bello tosto. Quindi vai Andiamo subito a Sì. grattarla. Sì. Poi magari parleremo poi anche del concetto del fumo e della fumicatura, no? Adesso lasciamo lavorare Simone, però poi sono ingredienti particolari perché dal guanciale alla ricotta affumicata al burro che ci stanno molto bene, li vedo molto collegati, poi spariamo questo arancio. Io sono molto, la fumicatura curiosa. è importante. Noi utilizziamo la maggior parte sempre il nocciolo per affumicarci, o sempre comunque legni dolci, non legni Tante resinosi. affumicature le fai tu stesso? Sì. Sì, calcolo che facciamo la carne secca, facciamo il giro di manzo affumicato, la lonza, non la pitina ma facciamo la petta, che è comunque lo stesso prodotto, solo... Mi era sfuggito il dettaglio che l'affumicamento lo fai tu, quindi Sì. non è una cosa da poco. Sì. È una bella portare avanti un po' le tradizioni della nostra zona. Eccoci qua, così. Senti, quanto costa il panino, il food cost? Abbiamo fatto calcoli, mi sembra, siamo sui 2 euro e... 2 qualcosa, 2? Sì, 2,60? dichiarato 2,65. 2,60, ecco, sì. Sì, sono tutti prodotti non costosi. Il guanciale non l'hai passato, è a No. crudo? No, perché un po' troppo croccante. Ok. La salvia sopra Sì. l'arancia.
Ancora un po' di ricotta. Sì. Allora. Ma se veniamo al castello lo troviamo questo panino? Beh, sì, Ah, là. sì. Oramai gli tocca perché adesso tutte le persone che lo vedranno glielo chiederanno, no? Oh, bene. Ricotta affumicata a profusione, ci piace. Sì. Abbondiamo. Eccoci qua. I nostri 3 giudici hanno assaggiato il tuo panino, Simone. Allora sentiamo subito Annalisa. Allora Simone, sei un po' timidino tu, di carattere. Sai perché te lo dico? Perché prima ti avevo chiesto se tu usavi la ricotta affumicata, tu mi hai detto di no perché temi che la affumicatura sia troppo prevalente. Ebbene, in questo panino che aveva un buon equilibrio, belli gli abbinamenti e gli accostamenti di sapori, la grassezza e la scioglievolezza masticandolo perfetta, se gli davi un po' di più di ricotta affumicata era il top. Quindi quando lo riproporrai, perché secondo me è un panino che piace, non aver paura non essere timido nei confronti della ricotta. Scrivitelo, ripetilo, tu non devo avere paura della ricotta affumicata prima di andare a dormire. Non sognartelo, non deve essere il tuo incubo, ma deve essere un punto di forza. Allora, io ti dico, come ti dicevo, mentre ti guardavo nell'esecuzione di questo panino, pensavo non vedo l'ora di assaggiarlo. Dall'altra parte dicevo, chissà quest'arancio, perché io ammetto che l'abbinamento arancia salvia, nella mia carriera di assaggiatrice non l'avevo mai provato. Meraviglioso. Buonissimo. Devo dirti anche che l'arancio è la prima cosa che ti sale al naso ed è colei che aiuta a equilibrare quella bellissima e meravigliosa grassezza, perché la grassezza, il grasso è bello, è buono ed è quello che proprio ti fa salivare, e questa arancia lo porta in equilibrio, quindi non è un panino pesante, non è un panino stucchevole, è un panino complesso ma allo stesso tempo piacione e ruffiano. Mi sono divertito un sacco però a mangiarlo, questo sì, te lo dico, mi è piaciuto molto. Adesso ti toccherà comprare la ricotta, sappilo, perché se noi veniamo e non troviamo la ricotta ci arrabbiamo, assolutamente, e non poca, assolutamente. No, non posso aggiungere nient'altro perché è già stato detto tutto. Posso dire che è divertente, che è un panino divertente perché non hai voluto eccedere nelle cose e quello che c'è si sente equilibrato, magari un po' più nelle quantità, diventa sicuramente un panino da mangiare, da tornare a mangiare. Bene, abbiamo fatto il panino, abbiamo finito di fare il panino, da Montreale a Monreale era il suo nome, i giudici sono stati tutti coerenti e sono soddisfatto di quello che è stato fatto. Andiamo a conoscere il secondo concorrente perché è davvero particolare il panino che ci presenta, ma vediamolo nella presentazione. Buongiorno, sono Gianpietro Sartori, vengo dalla provincia di Vicenza, più precisamente da Marostica, città famosa per gli scacchi. Oggi sono qui a The Best Sandwich a presentare il mio panino, un panino dedicato a Collodi e Pinocchio, ma più precisamente a Geppetto. Ci sarà un piccolo divertente aneddoto, una storia e un panino. Gianpietro Sartori di Marostica, vieni Gianpietro. Buonasera a tutti. E ci presenti Geppetto. Presento Geppetto perché è un personaggio sempre sottovalutato nella storia di Pinocchio del Collodi e racconteremo una storia. Che è questa, no? Sì, quella è la storia illustrata che ho fatto io. Spesso racconto delle storie legate al panino, così
ci dà più soddisfazione nel poterlo mangiare. Bene, allora partiamo con i 10 minuti, così ce lo presenti, ma ce lo prepari soprattutto. Certo. Partiamo. Allora, pane tipo bun alla zucca. Poi abbiamo come ingredienti le famose 3 pere, Sì. che c'è l'aneddoto nella storia in cui Pinocchio arriva a casa, ha molta fame, e Geppetto cos'ha? Solo 3 pere. E Pinocchio non le vuole mangiare perché lui è schizzignoso. Allora cosa vuole? Vuole che vengano sbucciate. Alla fine le mangia e mangerà anche le bucce. Le bucce saranno come un ingrediente nell'impiattamento. Gli ingredienti sono carne salata di asiago, abbiamo detto le pere, una salsa senapata con diciamo tipo Mostarda. la mostarda, scusate, un po' di rucoline e poi l'ingrediente wow che è il distillato di pera. Questo andrà durante tutta la preparazione, ma anche data ai giudici in cui dovranno spruzzare sul panino, sulle mani in bocca per degustarlo al meglio. È un valore aggiunto, diciamo. Chissà al Linda panino. cosa ne pensa di Un questo. po' di... Come Io pensavo al profumo, di uscire con eau de peur. La ricotta è una ricotta salata friulana che ho preso. Salata o affumicata? Scusate, affumicata. Mi sbaglio spesso con questa. Ma cosa stai facendo adesso? Metto un po' di burro sul pane così da. Burro anche qui, Alexis, te la devi mettere via. Bravo, viva il burro, viva il burro. Burro che è c'è un ingrediente sottovalutato, Burrose spesso siamo. invece sta da Dio. Allora, adesso inforniamo un attimino il pane. La ricotta di base è un prodotto freschissimo che dura pochissimi giorni. La fumicatura è stata la tecnica che è stata pensata per conservarla più a lungo, quindi veniva messa in queste graticole, magari nella stanza dove c'era il camino, e con questo fumo che usciva dal camino veniva affumicata questa ricotta che magicamente durava molto di più, oltre ad avere un sapore estremamente interessante e molto più intenso, ecco. Brava Linda, ma dobbiamo tornare alla preparazione perché vogliamo capire come lo prepari, no? Cosa C'era stai mandorino facendo? da tartufo, visto che la ricotta ho letto che è anche il tartufo dei poveri. Cerchiamo di tagliare delle Questo non lo scaglie. sapevo. Me la riciclo questa cosa. Hai aggiunto altro burro lì però? Sì, quella è la padella, adesso cuociamo un po' le pere. Ecco, quindi metti le pere, Passiamo un po' sul burro. però. Quindi la frutta c'è sempre, oggi? La frutta oggi contempera, no, il sapore intenso della ricotta e in effetti ci sta. Sì, io penso che comunque anche la frutta sia un ingrediente molto moderno sul panino. Grazie anche alle poké che hanno un po' sdoganato la frutta con il pesce e anche con altre cose. Io credo che quest'anno vada di tendenza. Ancora 5 minuti, ce la farai con le tempistiche? Sì, io penso di sì. Ok, il costo del panino? Siamo sui 3,20 €, stando un po' larghini, insomma. Alziamo perché poi adesso andiamo a condire la ricotta con Col profumo? il profumo. Con l'essenza qua. Ma quindi dopo avremo uno spruzzino a testa? Abbiamo uno spruzzino solo, ve lo passate. Uno ve lo passate. Ok, va bene. Non so se ti arriva, non so se ti arriva alla fine. Come l'hai studiato questo panino? Ma questo panino è nato più dalla storia che dalla ricetta. Volevo Ho chiederti, in cercato. effetti, Sì, fai prima la storia e poi la ricetta o viceversa? dipende. Dipende, ogni volta... Ogni volta può succedere anche il contrario, sì. Bella però questa vena artistica a 360 gradi, no? Che ha il nostro Gianpietro, perché comunque la cucina è arte, è una forma d'arte indubbiamente, e lui ci abbina anche, no? I suoi disegni, i suoi fumetti, i suoi racconti. È molto interessante. Che poi disegna anche bene, eh? 3 minuti e 27, caro. Adesso Com'è? tiriamo fuori, il Il pane è pronto. pane è quasi pronto.
ancora un minuto. Se veniamo in gita a Marostica, lo troviamo questo panino nel menù? Allora, questo mese trovate più che altro il pane. Adesso vediamo se metterlo perché è interessante questa settimana, sì, vediamo. È ancora in fase di studio. Quindi siamo le cavie, no? Che Sì. decideremo per cui se il panino Sarete decisivi voi. entrerà in menù o meno. Sentiamo anche questa responsabilità. Chiederemo di Geppetto. Partiamo dalla base, che è la carne salata, che è già speziata già di suo, dunque non ha bisogno di essere spinta ancora. Dunque non metterò del sale, ma solo un po' di limone in caso. Quindi tu stai preparando la base del tuo panino. Certo. Poi questo panino è interessante perché ci sono delle cose calde e delle cose fredde. C'è questa consistenza. Appositamente studiato così, cioè tu l'hai provato più volte, eh? Devo dire una volta sola, Una volta è andata bene. Quindi sono proprio cavi. Sì, Cavi, certo. cavi e Siamo noi limone che adesso. determineremo il Certo. successo e la almeno di fortuna. Geppetto. Ok, ci siamo. Ok, le pere sono pronte. Un po' di rucolina, ma poca perché c'è quella mancante che è interessante con il dolce. Ok. L'hai assaggiato solo tu questo panino? Sì, lo so da solo. Ah, ti fidi solo del tuo Sì, io giudizio. gli avvenimenti importanti ho sempre dato da solo, a parte il matrimonio eravamo in 4, dunque era obbligatorio. Ok. Allora, mettiamo la nostra pera. Il Pinocchio da piccolo era il mio cartone preferito. Certo. Ecco. Io chiamavo tutti i miei animali domestici con i nomi Di Pinocchio. dei personaggi di Quindi è un panino adatto a te, Geppetto. Geppetto non l'ho mai avuto, avevo tanti Figaro, che era il gatto di Pinocchio, e Cleo, che era il pesce di Pinocchio. Tutti i pesci rossi si chiamavano. 54 secondi. 54 secondi, allora possiamo mettere la senape, ci siamo. Aspetta, ma la ricotta? ricotta, Sì, non dimenticarti beh, quella certo. che sennò già ragazzi. Questa Perché l'ho ricotta- messo fretta, è colpa mia. No, però hai ragione perché qui il tempo corre, stiamo Sì. qui. Hai abbondato tu di ricotta. a pettinare le bombole invece. Bello, anche bello da vedere. Ricotta come tartufo. Sì, questa No, il tartufo dei poveri. Il tartufo dei Detto. poveri, ha detto. Non si sa dove l'abbia letta, ma l'ha letta. L'ho letta. Ok, dai, ci siamo con i tempi. Ok. 4 secondi, ma ci Sul siamo. filo del rasoio, ma ci siamo. I nostri giudici hanno assaggiato e giudicato il tuo panino. Andiamo subito a scoprire cosa ne pensano. Annalisa. Dunque, è un panino in cui la componente aromatica della ricotta arriva proprio al primo respiro, cioè profuma molto di ricotta affumicata, nonostante ci sia lo spruzzino magico, no, del distillato di pera che così fa aumentare comunque la sensazione in bocca una volta che viene masticato. Quello che devo dire però è che è un panino in cui la componente dolce, nonostante la carne salata, nonostante la rucola, è tanto accentuata, probabilmente voluta questa cosa, ritengo, ecco, ok.
perché masticandolo avevo questa sensazione comunque di dolcezza, tant'è che poi ne abbiamo parlato tra di noi e abbiamo pensato che un panino così potrebbe addirittura arrivare a fine pasto, no? Magari in versione mignon, perché ti dà quella sensazione di dolcezza che in un pasto, alla fine di un pasto, è sempre una buona cosa avere. Quindi diciamo che l'intensità aromatica della ricotta affumicata mi è arrivata al profumo, un po' meno alla masticazione, ma se questa cosa qua era voluta da Gianpietro, io non posso che prenderne atto. Linda. Allora, caro Gianpietro, innanzitutto complimenti, come dicevo prima Pinocchio era una delle mie storie preferite ed è bello comunque secondo me raccontare sempre delle storie che non devono essere per forza sempre delle storie legate al territorio, alla materia prima, ma proprio anche delle storie diverse, un qualcosa che incuriosisca e che dia un valore aggiunto al nostro cliente. Quindi abbinare un panino a una favola è una cosa bellissima, è originale e mi piace veramente molto. Se poi tu lo fai con ogni tua creazione, complimenti, perché è una cosa molto bella, perché comunque vuol dire che dietro c'è uno studio, dietro c'è una creazione che va oltre alla materia prima, ma proprio a un ambiente totale in cui vuoi far coinvolgere il tuo cliente. Quindi innanzitutto questa è una cosa molto importante, complimenti. Questo giudizio rispetto al panino dell'estrema dolcezza è un giudizio che abbiamo condiviso. Il pane è meraviglioso, la zucca, poi siamo nel periodo giusto. E infatti mi sono anche domandata come appunto potesse spiccare questa grande dolcezza nonostante la carne salata probabilmente era spinta anche dalla pera. Infatti poi nel momento in cui andavi a spruzzare questo distillato quasi quasi lo andava a rendere un po' più equilibrato, perché la parte alcolica andava a dare un attimo quel giusto riequilibrio al panino. Esteticamente bellissimo. E appunto abbiamo pensato che proprio a livello di bonbon potrebbe essere quasi per il tè delle 5 o come dolcetto finale, ecco, un'idea così originale. Gabriele. Mi associo a ciò che hanno detto le colleghe. Mi piace molto l'idea anch'io di una storia, ogni prodotto ha una storia dietro e raccontarla è fondamentale. Lo trovo un prodotto e un panino curioso. Secondo me è molto indicato per un pubblico che ama i gusti dolci, sì, lo confermo, e a chi piace quella nota lì troverà la soddisfazione del proprio palato. Personalmente, ecco, mi piace di più il salato, ma è un mio gusto. Ciò non toglie che il panino sia stato ben fatto, questo indubbiamente. Magari un attimino di equilibri, un po' più, un po' meno, ma sono dettagli. L'idea, la creazione di tutto il concetto mi piace. Mi piace soprattutto questa tua passione e raccontala. Falla costantemente e quotidianamente, perché è veramente un valore aggiunto che ti può far spiccare e distinguere rispetto a tutti gli altri. Assolutamente, mi raccomando, è una mia personale raccomandazione perché è bellissima. Allora, contentissimo del giudizio dei nostri giudici. Io ho voluto fare un panino dolce salato appositamente perché questo fa parte della mia categoria di panini che si chiama brunch. Panino brunch è una categoria che a me piace molto, frutta con altre proteine. Allora devo dire che poi ho voluto azzardare con la distillato di pera per spingere un po' e vediamo come andrà. Il terzo concorrente arriva da Treviso, andiamo a conoscerlo. Ciao, sono Matteo Bianchin, lavoro al Bloom di Treviso, è un locale in base internazionale dove abbiamo una cucina appunto internazionale però che utilizza prodotti autoctoni del posto e c'è questa ricerca, questo mix curioso per i nostri piatti. Lui è Matteo Bianchin, vieni Matteo. Buonasera. Buonasera. Il panino che ci proponi si chiama Tra la terra e il mare. Sì, esatto. Allora, iniziamo noi quest'oggi con un simil bun. Perché simil bun? Perché
non ha nessun tipo di latticino all'interno, quindi è un pane morbido come un bun a base di zucca ma senza latticini, quindi più leggero, può andare bene anche per gli intolleranti. Ottimo. 10 minuti di tempo, partiamo con gli ingredienti, sì? Esatto, quindi polipo che precedentemente abbiamo sbollentato, cotto in un corbouillon, e qui andremo a rosolare con dell'olio di oliva e poi sfumeremo alla salsa di soia per dargli una sapidità un po' più importante. Poi abbiamo una maionese che è già preparata. Una maionese fatta in casa, Ok. che ho già preparato, e andremo a miscelarla con del caffè monoorigine Etiopia, perché è un caffè che ha un retrogusto molto agrumato e di bergamotto. Wow. E di conseguenza, secondo il mio gusto, sta molto bene sia con la zucca che con l'affumicato. Quindi abbiamo deciso di utilizzare questo caffè. E poi naturalmente la ricotta La ricotta che la affumicata aggiungerai assieme allo spinaccino, vedo. insieme O no? allo Spinaccini spinaccino freschi. e al sedano croccante, che è semplicemente messo in acqua e ghiaccio. Qui c'è pesce, non c'è frutta, Annalisa. Sì, questo è un panino decisamente interessante. Intanto mi piace molto l'utilizzo del caffè in cucina e non semplicemente come bevanda o all'interno dei dolci. È un utilizzo estremamente interessante, lo si vede sempre più spesso anche nell'alta cucina e quindi sono molto contenta che venga inserito in una maionese poi, quindi veramente una cosa che non ho mai assaggiato e quindi sono curiosissima. Il polpo è indubbiamente un ingrediente di pregio e molto molto buono. Anche qui sono curiosa di assaggiarlo per capire il tipo di cottura che ha fatto Matteo. E per il resto che dire, mi sembrano tutti ottimi ingredienti. Grazie. E adesso vediamo com'è il panino poi. Allora, intanto facciamo rosolare Vai, bene il sì, polpo. sì, certo. Facciamo rosolare molto bene il polpo, che faccia un po' la crosticina, per poi sfumarlo. Nel frattempo andiamo a preparare la nostra maionese al caffè. Io sono curiosa di capire dove mettere la ricotta, se è il tocco finale o... Sopra, no, non è il tocco finale, è un accompagnamento del panino stesso. Beh, la cosa bella e interessante dal mio punto di vista in questo panino è sfatare il mito, anche se ho detto all'inizio che la ricotta non è un formaggio, ma insomma fa parte dei latticini e del mondo dei formaggi, e di solito si dice che il formaggio con il pesce non ci sta. Io invece sono una grandissima fan del formaggio, avete capito, in generale, ma con il pesce a me piace. Questo non so come avete fatto a sospettare questo, ma sono una grandissima appunto estimatrice dell'abbinamento del formaggio, o in questo caso della ricotta, con il pesce, quindi sono curiosissima. Buona la piovra, un buon profumino, eh? Buona la piovra, buono anche il sedano mantenuto croccante. Che aiuta a sgarbare un po' la bocca da un pesce che potrebbe risultare un po' grasso. Sgarbare è un termine che mi piace. Guarda quante cose oggi hai preso appunti, eh? Mamma mia, sì. Quanto costa questo panino? 3,40 € tondi tondi. Giusti, hai fatto bene i conti, perché la piovra sai che... No, da crudo, cioè con il peso da crudo della piovra. Questa è salsa di soia? Questa è salsa di soia. Guarda la piovra, e come tutte le cose prese nella loro stagione, il costo Questa scende. te la passo. Grazie. Intanto le ho aggiunto la salsa di soia, Sì, ho visto. ecco, in cottura. E facciamo glassare un pochettino con la salsa di soia, in modo che la assorba un po' e dia la giusta sapidità.
Se noi veniamo a mangiare un panino ce lo fai così? Beh, se voi venite a mangiare un panino siete benvenuti, prima cosa. Seconda cosa, no, dopo sì, la nostra idea di sandwich è proprio questa, è un sandwich gourmet che vada Ma se passiamo a Treviso andiamo allora, incuriosire Possiamo fare un bel giro qua. il cliente. Sì. Senti, non so se mi sono persa prima il dettaglio, ma questi panini tipo bun li fate voi? Sì, questo è fatto in casa, lo facciamo noi facciamo il nostro pane, la nostra pasta, quindi cerchiamo di partire da un ingrediente primo e poi sbizzarrirci nelle nostre preparazioni. Sei aperto pranzo e cena, Matteo? Solo a pranzo, siamo aperti solo a pranzo per il momento e chi lo sa poi in futuro, però per ora siamo aperti solo a pranzo, facciamo delle importanti colazioni anche internazionali, dove anche lì facciamo tutto in casa, dai dolci, stiamo diventando sempre più importanti, conosciuti per le nostre cheesecake che fai tu? Buono! Che facciamo noi in cucina, sì. Scommetto che la cheesecake... La cheesecake mi piace. Mi sa che Linda vi raggiungerà a breve. Adesso vai di spinaccino e poi metterai la piovra? E poi andiamo a mettere la piovra. Ok. Lo spinaccino l'ho messo perché è un vegetale comunque verde, di insalata anche a livello cromatico, ma aiuta, essendo un po' più sodo dell'insalatina, aiuta ad assorbirmi anche i liquidi in eccesso della piovra, tipo la soia che potrebbe essere rimasta dalla glassatura. Te ne hai fatta tanta di piovra. Mi sembra di capire che c'è ricerca e prova su questo panino. Prova tantissima. Oh, bene. Ti sei preparato? Ci siamo preparati. Bravo, hai detto ci siamo preparati, quindi vuol dire che condividi molto. Sì, no, noi condividiamo tutto. Siamo una squadra, ci piace dire che siamo una squadra e quindi ci siamo e abbiamo preparato. Sì. Dai però, perché guarda che stiamo finendo il tempo, Sì, è 1 minuto e 04. O anche perché ho fame, No, ma ha messo tutta la piovra, bravissimo. Sì, perché è Sei riuscito pesata. a farla stare. Ok. È pesata, quindi vedete la precisione. Adesso? Adesso andiamo con la ricotta affumicata. Non vuoi sapere che ricotta è, Linda? Beh, ha detto, ho scritto che è friulana anche questa. Bella. Questa è una ricotta carnica, uno stuzzicadente. Vai, così lo blocchi. E lo puoi portare ai giudici che lo assaggeranno. I 3 giudici hanno assaggiato il tuo panino, Matteo. Allora andiamo subito, io partirei questa volta da Gabriele, perché parlano sempre le donne per prime. No, ma io faccio parlare volentieri le donne. Ma come? Perché è giusto allora che sia Linda, così. valorizzata la ricotta in questo panino? Sì, molto, al naso arrivava subito questo bel profumo. È stato un panino che mi ha messo veramente in crisi. Nel senso che è particolare, è proprio una cosa diversa, è un panino che non definirei nemmeno un panino, è quasi un piatto gourmet, no? E quindi bisogna rientrare nell'ottica del panino e devo dire che è molto bello da vedere e è inutile nascondertelo perché ti abbiamo chiesto il bis. Se posso... mi stacco un attimo dal mondo formaggi e ti dico che la maionese al caffè
Credo che sia un ricordo che di questa puntata mi porterò a casa per diverso tempo, perché abbiamo chiesto il bis e posso dirti che 10 lode a questa, alla maionese al caffè, che ha dato una spinta alla parte di tostatura, anche aromatica, anche il profumo al naso, che è stata veramente interessante ed eccellente. Sì, è un panino complesso, è un panino che ti fa riflettere, è un panino che ti porta a parecchi ragionamenti. D'accordo che la maionese va a completare tutto. Mi mette un po' un attimino in crisi, cioè non in crisi, o perlomeno la soia con la ricotta, questo contrasto sulla quale ci voglio ragionare, tecnicamente parlando, ecco. Ciò nonostante comunque è un panino che ti crea un gusto suo, ovvero non senti tutte le cose slegate, ma dai un morso e senti molti sapori. Dopodiché devi capire se tutti questi sapori ti piacciono, senti... però è buono e la maionese ti aiuta a legare tutti questi sapori, sinceramente. C'è molto lavoro dietro. C'è tantissimo lavoro dietro e su questo ti faccio i miei più vividi complimenti, perché vuol dire che ci hai pensato, ci hai veramente creduto, ed è importante questo. Grazie. Il lavoro va premiato a prescindere, assolutamente. Poi commercialmente, sinceramente, è un panino che diventa un piatto, quindi è una bella sfida. È una cosa da provare a fare anche a casa, nel senso che se volete avere la maionese, insomma, anche chi non la fa in casa, comunque di solito ce l'ha, aggiungete un po' di polvere di caffè e vedrete che magia si crea. Panino molto bello, equilibrato, e direi un gran lavoro di ricerca da parte di Matteo, complimenti. Mi sono divertito tantissimo in questa giornata e ce l'ho messa tutta. Abbiamo portato la nostra cucina qui a The Best Sandwich e spero sia anche gradita dai giudici fino in fondo. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. State bene, siete tranquilli, avete lavorato, vi siete divertiti, ma c'è solo uno che può vincere questa puntata, giusto? Sì. Difficile comunque. Difficilissima, abbiamo veramente, come raramente mi è capitato nel corso di The Best Sandwich, abbiamo tanto discusso. Abbiamo tanto discusso perché comunque erano 3 gran bei lavori, ognuno aveva la sua peculiarità, ognuno aveva i suoi pregi, ognuno aveva i suoi difetti, come è normale che sia. Su 3 ne abbiamo fatto passare uno è quello che vince la puntata, ma devo dire che meritavano tutti e 3 di superare il turno, questo sicuramente. Quindi allora, Alexis... la busta è pronta, questa è la busta, ragazzi. Ancora qualche secondo di suspense. Allora, partirei dal terzo posto, anche se davvero il distacco di punti è minimo anche in questa puntata. Con un totale di 107 punti al terzo posto si classifica il panino Geppetto di Gianpietro Sartori. Terzo posto. La sfida è quindi tra Simone e Matteo. Non guardatevi in cagnesco. Allora, sono 3 punti di distacco. 3 punti, per 3 punti. Quindi con un totale di 127 punti vince la puntata e va avanti il panino Tra la terra e il mare di Matteo Bianchin. Linda, la ricotta è stata valorizzata maggiormente in questo panino? Ma in realtà, scusate, la ricotta si è rivelata, assaggiando tutte e 3 le preparazioni, si è rivelata quello che è, quindi questo ingrediente meraviglioso che può essere abbinato in 3 preparazioni diverse. Ragazzi, crisi nera, ti ho detto l'ultimo, poi mi ha mandato veramente in crisi perché 3 preparazioni diversissime. La
semplicità degli ingredienti del primo panino che poi in bocca mi hanno stupita. La scioglievolezza del guanciale era pazzesca, meravigliosa, e il primo era proprio quel panino, quel cicchetto che se ti fermi nel tuo locale mangi proprio anche come aperitivo, fantastico, e quindi verrò a trovarti e a mangiare quel panino meraviglioso. Il tuo era un dolce praticamente, un brunch, un tè delle 5, proprio questa dolcezza fantastica, dove anche qui la ricotta stava bene, si abbinava molto bene alla carne salata e a questo pane molto morbido e molto dolce. Il terzo, te l'ho detto, un piatto gourmet. Io ci avrei addirittura tolto il pane del panino, sono sincera, cioè l'avrei mangiato come piatto, quindi tolto il pane, messa questa piovra con questa ricotta, con questo sedano. Il tuo era un piatto, quindi avevamo il panino, il cicchetto, avevamo il dolce, avevamo il piatto, tutto. Quindi anche lì meravigliosamente sposata la ricotta col pesce, quindi è stato davvero difficile. Gabriele, che ne pensi? Penso che è stata una competizione piuttosto dura, perché abbiamo avuto tre professionisti che si sono combattuti veramente ad armi pari, e per pochi dettagli ha vinto Matteo. È bello vedere le persone che ci mettono la passione nel loro lavoro e che lo dimostrano quotidianamente. È entusiasmante, per me è entusiasmante, perché è il motore per questo settore. Ed invito le persone a frequentare, tutte le volte lo dico, a frequentare i locali, perché ci sono storie di persone e c'è tanta passione dietro questo lavoro. C'è un vincitore, ma sono tutti vincitori, veramente, perché siete bravissimi a prescindere. I complimenti anche di Annalisa, no? Perché questo poi è il risultato finale. Io, come ho detto prima, ce n'è uno, passa uno, ma meritavano tutti e tre bravissimi davvero. Allora, complimenti ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata di The Best Sandwich. Ringrazio Francesco Snidro, Paolo Bassi qui con me a Palla Gourmet. Noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà dedicata alla mela. Sì, la mela friulana. La mela friulana. La mela friulana, che anche questo è uno dei nostri, no, fiori all'occhiello, e vedremo che cosa succederà con i panini con la mela. Bene, lo scopriremo alla prossima puntata. Grazie ai nostri giudici, grazie a voi per l'attenzione, alla prossima.